Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, torniamo su FC24, obiettivo promozione con il Venezia, la squadra c'è, il Cube un po' meno per il momento, ma il Penzo è pronto, festante, a caricare i suoi ragazzi. Oggi gioca tutta la titolare però Pavlidis, Vangelis, Pavlidis al posto di Joel Gianpaolo. Vai raga, servono i fottutissimi 3 punti. Comincia dunque la gara. Le scelte del tecnico dei padroni di casa. Dai raga. Questa sfida. Subito Pavlidis. Elude l'intervento. Pavlidis, mamma mia. Super qui il portiere. Subito il Pavlo. Vai Jonsen. Jonsen purtroppo sbaglia, ma recupera ancora il Venezia. È partito fortissimo il Venezia oggi. Cerca la porta. Jonsen ci ha provato, va bene, va bene, va bene. Qua forse la mette in mezzo col Pani. Occhio al tiro della bandierina. Purtroppo non c'è nessuno dei nostri, ma arriva Iaialo. Scalvini no, Scalvini no, dai. Ecco, cagatissima di Scalvini. Una delle più atroci forse. Vediamo la formazione con cui si schiera l'Ascoli. Per favore ragazzi, se non cominciamo a fare il tiki-taka ascolano, grazie. Ecco. Fioi. Può nascere qualcosa di buono qui. Bravo Calulu Pier. Chiaramente il Venezia è uno squadrone, per la Serie B gli arabi hanno comprato di tutto al Cuba. No, cosa fa? Vai Pav, bravo, non ci credo. Ho ricevuto molte critiche nelle prime giornate. Muovono il pallone, cercano. Abbiamo cambiato tanto, però ci sta un inizio anche difficile. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Attenzione, Lascoli sta provando ad entrare in area, bravissimi, dai, no così però. Via il pallone. Calma raga, calma. Palla che termina, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Taglia in mezzo. Guarda come passa. Tentativo ribattuto. Bravi, vai col Pani. Perché così? No, 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 va bene. Vai Pav. Attenzione, Pavlidis, Pavlidis. Se ne va Pavlidis. Pavlidis! Dorme l'Ascoli. E Vangelis, Pavlidis. La segna. 1-0. Esplode il Penzo. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Aveva diverse opzioni per battere a rete, alla fine... Grande Vangelis, ma quanto me lo godo Vangelis. Però attenzione che stavamo vincendo anche l'ultima partita, poi l'abbiamo... Calma, poi l'abbiamo pareggiata. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Al di là dei numeri, Pier, quello che conta alla fine è il risultato. Il fatto che stiano vincendo conferma che non importa quanto... Mamma mia, Lascoli, ma perché sta roba? Oh ragazzi! Mamma mia! Calma raga! Che riescono a ripartire. Occhio. Occhio ragazzi. Eccola là. Bravo Scalvini. Dai. Con calma. Cambiaso. Jonsen, grande Jonsen. Attenzione, Lascoli l'hai messo malissimo in campo. Vai. Vai Jonsen, colpisci Jon, Occhio qui alla ripartenza. Ancora Pavlidis. Doppietta di Vangelis. Ma guardate Jonsen, che azione, l'Ascoli non esiste, finalmente vedo un Venezia degno di nota. Non poteva proprio sbagliare, era un pallone da buttare in porta, un invito a nozze, impossibile da rifiutare. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione. Ottimo 2-0. Dai figlio che ci siamo. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. L'Ascoli a 4 punti, noi 10. Cambiaso. Jonsen. E se ne va, Jonsen se ne va ancora splendidamente, splendido Jonsen. La mette in mezzo.
Ti resta come prima. Attenzione ragazzi che non è finito, lo sappiamo, sto gioco è no, Fioi Può no. salire sulla fascia. Masini. Bravo il portiere che salva la sua Bravissimo porta. Joronen, dai. Scalvini, Colpani. Non c'è pressing però dell'Ascoli. Jonsen, bravissimo per Colpani. Avanza col pallone tra i Spettacolare piedi. azione. Occhio alla palla gol. Non ci credo. Mamma Portiere mia, costretto a Iaialo. intervenire qui. Almquist. Pavlidis vuole il triplettone. Pavlidis, Ottengono mamma questo mia. pallone. Facciamo qualche cambio. Allora, esce Jonsen, mettiamo Ceris. No, poi no, voglio tenerlo assolutamente. Pavlidis se lo merita. Tesman. Ok. E facciamo un cambio. Sì, Scalvini è molto stanco. Mettiamo Giorgione, altare. Ascoli molto deludente, io godo. Palla riconquistata, possono ripartire. Alquist. Pavlidis, si gira Salva benissimo l'avversario. Pavlidis. Il Parata di portiere Viviano. dice di no. Occhio ragazzi che basta un gol per riaprire tutto, ma il Venezia oggi Possesso sembra per la incredibile. squadra Ecco, avversaria. appena detto. A Diapong. Occhio Si ragazzi. affacciano dalla tre quarti avversaria. Fioi. Cross Mamma mia, caricato meno con la palla male. che termina direttamente sul fondo. Buono. Il tecnico ha Calulu. deciso questo cambio. Cambiaso. Vai Colpani. Perde la No. palla malamente. Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire. È stato fischiato un calcio di rigore per la formazione ospite. Ha fatto centro dagli 11 metri. La Mi fa messa piacere. in crocio, portiere che non ha nemmeno abbozzato la parata. Punteggio che ora è sul 2-1 a 10 dal 90°. Grazie dunque Occhio, per il tuo Dio. Occasione Mamma per mia, grande Joronen. attenzione. Ottimo intervento del portiere. Si soffre adesso l'Ascoli tenta il tutto per L'allenatore tutto. decide di cambiare qualcosa. Occhio al cross in mezzo. Vai Cole. Ottima C'era lettura ancora di palla l'Ascoli possesso. però. Si prosegue per il vantaggio. A Diapong. Si distende il Sofferenza, portiere ultimi ed minuti esca solo qua. Ascoli. Cos'è? particolarmente impegnativa. Yellow card per Busio. Yellow Arriva il card. Che cartellino yellow giallo. card? L'interruzione, l'arbitro aveva aspettato la conclusione dell'azione. Palla messa in mezzo. Voglio il clean sheet. Il clean sheet proprio. Pallone importante per provare a riaprire Mamma la mia. gara. Hanno Si avuto sta andando l'occasione tutto per bene. portarsi almeno una. Adesso Finalmente direi. è davvero molto Cambiaso. difficile recuperare. Se avessero segnato avremmo assistito a un finale Colpani. ancora soffocato. Bravo Cole. Calulu. Pier Calulu. Cosa fa Calulu? E se la... Si libera Non ci credo. spazio. Calulu! Senza problemi qui il portiere. Si ferma il gioco e arriva quindi il cartellino giallo per l'intervento precedente. Sherisev. Cross verso il Alquist centro di dell'area. testa. La spinta Incredibile non è miracolo finita. del Viviano. Così può bastare, dice l'arbitro. Ottimo, una sconfitta 1-0. che brucia, ma 2-0. dalla quale si possono certamente trarre indicazioni importanti. È arrivata una sconfitta che chiama in causa in particolare la tenuta della difesa. 3 punti Sapevano di molto essere un attacco importanti, oserei dire. Buono, dai, facciamo punti importanti adesso, punti importanti. Dobbiamo mantenere però questo ritmo, diciamo. Cazzo vogliono qua. Vabbè, oh. Dai, rompere i coglioni, Busio. Non rompere il cazzo, Busio. Ok, avanza. Sono una ternana sulla carta, secondo me è un altro... Beh, insomma, sì, punti in realtà. La classifica ci vede settimi. 3 però, cazzo, il Palermo è già in fuga. Primo posto, non dico che è andato perché la Serie B è lunga, però... Babini, calcio d'inizio. Maglie diverse, ok. Vai.
Che problema c'è? Ah, non c'è poi amparo, ok. Mettiamo Vangelis. Ma come? Ma dai, ma perché ste robe? Cioè, non capisco. Cioè, i nazionali sono sti stronzi, come cazzo faccio io? Ascolta, no. Simulazione. Che palle però. Vinciamo 2-1 per fortuna, però che palle, cioè, no, quando sono ste robe giocano i coglioni, cioè tutti i nazionali, con chi gioco? Con i morti? Vabbè, dai, ma che avevamo vinto. Adesso c'è il Modena. Speriamo senza nazionali, grazie. Cerise, no, vabbè, ma no, non si vende. Oh, Dio mio. Quanti anni ha? No, ma mi serve, cioè, non posso venderlo adesso, mi dispiace. Mi disp, mi disp. Avanza. Ancora. Valladolid. Ma tanto per sta cifra non me ne frega, lo perdo a 0 piuttosto. Dai, adesso vediamo. Sì, sarà un po' incazzato. No, madonna, che palle! Mi fai giocare? Mamma mia, che... Ok, Venezia, Modena. Speriamo di avere problemi di nazionali perché mi stanno girando i maroni. Allora, ok. Ci siamo tutti. Buso è rientrato. Gitkier. Poi Ampalo. Perfetto. Dai che ci siamo, poi Ampalo in forma. Però Pavlidis si è messo bene, però, eh. Io direi di, di rimanere così. Mi dispiace per... Cos'è sta roba? Chi è che ha problemi? Ah, Calulu. Giorgione Altare. Vai. Sorry. Calulu infortunato. Spero non è una cosa lunga, grazie. Riflettori puntati su questo giocatore. 3 reti nelle ultime 2 Sì. uscite. Manca poco al calcio d'inizio. Vangelis scatenato. Un caloroso benvenuto Vai. a chi ci ascolta e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di EA Sports. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da parte mia e di Lelia Dani. Riflettori puntati sulla serie BKT. Vai Pavlidis, la squadra c'è. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio. Rimanete incollati. Ma stai zitto, Dani. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. Perché il Modena è una squadra non scarsa, e poi c'è un bel gemellaggio col Modena. Ci sono gli striscioni sia del Modena che del Venezia, tutte e due le curve. Oh, ciao raga. Questo è brutto. Buono, bravi. Pavlidis, dai che la squadra vola. Li sento belli veloci, belli leggeri. Roba nostra. Altro errore. Buono, dai che loro sbagliano, dai che finalmente non sono tutti il Barcellona, cazzo. Possesso che sfuma. Niente, facciamo schifo anche noi, però stiamo giocando male.
L'arbitro Fallaccio, fallaccio. cartellino questo, vediamo. Yellow card per Scalvini. Fallo da ammonizione, non ha dubbi qui l'arbitro. Era difficile che la passasse liscia, Pier. Anche in diretta si era visto chiaramente. Ha intuito bene qui la Bravo situazione. Colpani. Attenzione Pavlidis per Jonsen, ma non ci arriva. Altra brutta gestione della palla. A campo a disposizione. Bravo Baschi. Oh. Modena, squadra rognosissima. Occhio al traversone al centro. Si fa rubare palla. Vai Alquist, che velocità, che giocatore! E vede Jonsen, ragazzi, Venezia, adesso si vede che la tattica sta cominciando a dare i frutti sperati. No, Jonsen, no. Capisce tutto e intercetta bene il passaggio. Grandissimo recupero e grandissima cagata. Giorgione. Samardzic. Vai Pav, è regolare. Pavlidis, mamma mia. Dai corner, Jajalo. Jonsen di testa no, però dai. Colpani. Giorgione altare. Vai Giorgione. Ecco, cagatissima. Siamo già al 42esimo. Occhio. Se ne va Cotali. No. Grazie Joronen, grazie. Primo tempo non facile. Mamma mia che dura. Oh. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio, vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto. Dai, che sono cotti. Vangelis, bravo. Alquist. Pavlidis. Fallo, niente. Devo giocare non da solo, abbiamo 11 giocatori. I giornali gli hanno dedicato le prime pagine negli ultimi giorni. Ce lo aspettavamo in campo, oggi invece partirà dalla panchina, una scelta che non ha convinto molti, a cominciare ovviamente dal diretto interessato. Occhio. Se devo essere sincero, qualche dubbio bravissimo. Probabilmente deve averlo visto un po' stanco in settimana e ha preferito un giocatore che potesse dargli maggiore garanzia dall'inizio. Ok. Cambiaso. Ecco, cagatissima. Dai che sbagliano, niente. Non è solo. Bisogna fare i cambi. Mettiamo Joel. Centrocampo un po' così, Busio. Tessman. E Cherisev. Vai. Tenta l'imbucato. Bravissimo Scalvini. L'intercetto del pallone. Vai Jajalo. Si invola Jajalo per poco. Fiori svegli, attenzione che sti qua possono segnare. Se lo beve. Occhio. No. Ottima la parata. Cosa ha preso Joronen? Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Stiamo soffrendo parecchio, Tiro murato. Vai Busietto. Vai il contropiedone. Vai Cherisev appena entrato. Involati Ceri. Involita Ceri. Vabbè. Ma vaffanculo. Palumbo. Palumbo. Chuck Palumbo. Dai, che il pressing funziona. Colpani. Poi Ampalo non ci arriva. Incredibile. Sbagliamo sempre l'ultimo passaggio Alquist. Avanzano della tre quarti avversaria. Per Joel. Vai Joele. Bello.
Pressiamoli. Pallone che viene allontanato. 79esimo, serve il gol, ragazzi, serve il gol. Mancano 10 minuti Niente, alla fine pressing della del gara. Modena devastante. No, adesso però non perderla addirittura, eh. No, così lunga però. 5 al termine, parità assoluta. Niente. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. Che cagata del Modena! Ti prego, Gioele, ti prego. Non ci credo, ma sei uno stronzo allora. Falcinelli. Dai! Niente. Un minuto, questa è l'entità del recupero. 0-0, Pareggio affanculo. 0-0 che È consente giusto entrambe le però, squadre. dai, pareggio è giusto. Vai, l'è dura, Fio, l'è dura. Palermo vince sempre. La classifica ci vede al quarto posto a 17 punti, però la seconda è già a 23. Dare diretti sarà dura. Boh. Vai. Adesso abbiamo... io voglio giocare, però Feralpi Salò non è football manager, io voglio giocare. Ok, la squadra è anche abbastanza messa bene. Vai, finché è così andiamo con i titolari. Nuvoloso, maglia, ok, vai. Union Park Stadium. Vai. Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadra già Peccato schierata in per il campo per pareggio mettersi in col Modena, battaglia ma per regalarci un grande spettacolo. Modena comunque è una buona Non squadra. cambiate canale, seguite me e Lele Adani e non ve Diciamo ne che pentirete. io Loren mi ha Prendersi fatto la dei serie oggi è la miracoli. serie BKT. Tanta qualità in campo oggi da una parte da Guarda occhio alle Vangelis, ripartenze. guarda Vangelis. Silenzio E la ragazzi, mette, quando Vangelis è in il forma vantaggio subito. è una sentenza. Grandi raga. Azione del gol da rivedere. Sì, Il grandissimo cinghiale gol qua di Vangelis. ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Guardalo, carichissimo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio che Parigini. mancano ancora 102 minuti. Per Dipunta Cambiaso. riconquista il pallone. Attenzione Letizia. Punta la Letizia. porta. Faccio fio, ma perché non vanno a marcare? Parigini. Che errore! Mamma Il portiere mia. qui deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato. Sì. Ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Niente, non li teniamo, non li teniamo. Sono andati a un passo dal pareggio, pallone che non è uscito di molto. Dai che la sorte gira, dai che la sorte gira. Cambiaso. Vai È Cam, stato vai il centro Cam. dell'attenzione su tutti i principali quotidiani sportivi negli ultimi Immagino. giorni. Ma L'allenatore ha no, optato per Cambiaso, sorpresa, lento nel cominciando con Luis passarla. titolare, ed è una decisione che ha fatto molto discutere. Non ha preso benissimo la panchina, da quello che mi dicono. Potrebbe tornare comunque utile a gara in corso. Questo è un giocatore che è in grado di fare la differenza, anche se impiegato per 20-30 minuti. Non ci vedo nulla di Attenzione, strano nella Fioi, scelta del mister. Parigini. Converge verso il centro. Grande occasione. Palla ancora in gioco. No. Pericolo. Io Loren, pallone d'oro, signori. Sono andati a un passo dal gol del pari. Decisivo il portiere, che ha salvato la propria porta con un intervento d'applauso, difeso il gol del vantaggio. Ha tutto il diritto di compiacersi. Eh sì, non era assolutamente facile per il portiere, la situazione resta comunque delicata. Roba nostra, roba nostra. Samardzic, Jajalo, niente. Jonsen.
Bravo Colpani, che Decide la classe il terza call numero. per Almquist. Vai vecchio mio. Guarda, ma che Si oppone cazzo con di tiro sicurezza è? qui il portiere. Il portiere si è dovuto superare nell'occasione precedente per impedire alla palla di entrare. E se fossero scivolati a -2, la partita Occhio, avrebbe potuto prendere un Parigini, altro sta facendo piede. quello che vuole a destra, pari. Eh sì, Oh, c'ho il pari. sicuramente straordinaria la sua. Oh, è E adesso fuori! sono in possesso di palla. Non ci credo. Possibilità da calcio d'angolo Calcio per i d'angolo per il Club parigini. Pisalò. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Occhio, stai zitto, Dani. Eccola. Palla ancora in gioco, può tirare un sospiro di sollievo. Qui il Buona. portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione. Dai, ci sta andando bene. Comunque adesso il portiere c'è. Il portierone c'è, Tutto Pavlidis è il pronto, quinto, lo comincia la decide per il seconda momento. Cambiasso di classe, bravo Camb. Vai Vangelis. Bello. Buona prova la sua nei primi 45, vedremo se farà ancora meglio. Occhio. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso Ma avanti perché va la via? formazione grazie a un Madonna, solo quando gol. scappano li odio. Questo ci ha dato parecchio da fare. Si salva qui il portiere. Quando scappano li odio. Hanno l'occasione, attenzione. Mamma mia ragazzi, ma... Pregevole io l'intervento Gianluigi Joronen. La calcia in profondità. Buono l'intervento Che del culo portiere. ragazzi, che fa... Mamma mia. No! Risultato Che sta davvero girando. piegato per quanto si è visto in campo, finora Pier. Perché Non meritiamo la... le ma stanno create sono attaccando tante troppo a adesso però ripetizione. ragazzi. Se fossero anche riusciti a sfruttarle, non si Bravissimo. troverebbero certo costretti a rincorrere. Niente, non azzecchiamo più un passaggio. Parigini. Scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Parigini fa quello che vuole. Lo salta di netto. Occhio al pallone interessante. Attenzione, qui c'è il rischio di un cartellino rosso. No, rosso. Ma no, ma dai. Ma andate a cagare, va, andate a cagare. Che schifo. In culo ce l'abbiamo. Allora, mettiamo... Devo tornare attaccante, mamma mia sarà durissima adesso. Non si possono fare Sarà salti entrambi e durissima. sperare di farla franca, Pier. Il tecnico sarà su tutte le Rosso a furie, prendere una Baschirotto. multa in arrivo anche. No? Allontana il Buono, pallone buttala col via. tiro. Che sofferenze, raga. Buono lo spunto qui. Madò, non li tengo, gol gol. Voleva davvero provare la potenza, ma Grazie dei Ha fior. cercato di mostrare i muscoli con un gol tutto potenza, ma non gli è andata bene. Bella beffa. Bravo, vai che sono sbilanciatissimi. Almquist, Grande Almquist. possibilità questa. Cosa mi ha Ottima preso? parata. Evita guai. Il risultato non cambia, sono sempre sotto di uno, ma devono ringraziare tutti Bravissimo il portiere per Jonsen. aver evitato Se il ne gol. va Ha Jonsen. letteralmente salvato la propria porta. Tira! C'è il Portiere battuto, gol! adesso 2 gol. C'è il gol, non so di chi, ma c'è il gol. Ma cosa fa? Godo. Samardzic, grande Samardzic. In 10 contro 11. Jonsen fa degli assist però ragazzi, sublimi. Tac, sinistro di Samardzic. Implacabile, 2-0, silenzio. Punteggio che è cambiato. In realtà hanno fatto 50 tiri loro però. Aspriglia. Abbiamo comunque adesso il buco. Ma ancora recupera. No! Non Ma fischia quanti l'arbitro, c'è falli vantaggio. faccio?
Io sono proprio abituato a fare tante scivolate. Pallone Occhio. importante per provare a riaprire. Mamma mia. Ha provato a piazzarla. Non l'ha colpita come sperava Pier, è uscita fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. L'arbitro aveva lasciato giocare, ma adesso ecco il cartellino giallo. Stiamo dormendo però. La difesa è il punto debole Riconquisterà come bene il pallone l'indiano. qui. Finale che non dovrebbe riservare particolari sorprese perché Sta andando bene perché magari i giocatori non sono forti avversari, il portiere la para o sbagliano, però. Forza degna di una grande squadra, Pier. Si vede che il gruppo è unito, merito del tecnico, che ha saputo Sì. plasmarlo a sua immagine e somiglianza per applicare in campo i propri principi tattici. No? Si chiama lavoro. Bravissimo. Fin qui stanno Ma ampiamente perché la meritando. passi a lui? Perché la passi a lui? Sì. arriva il segnale di chiusura Altra del match, formazione grande ospite che vittoria torna a per il casa con Venezia. tempo. Dai che ci siamo. Niente da dire, Pier. Hanno meritato questa vittoria. Forse Ultima partita. Stiamo andando molto bene adesso. Istanti sacri che Contro il Brescia siamo? da poco arbitro che si va via. Piove. Che promette di non deludere le attese. Anche qualche schermaglia dialettica nella prepartiva parece protagonista in campo, anche se il clima contribuisce ulteriormente ad aumentare l'adrenalina di questo match. Vai raga. Match che potete seguire come sempre in diretta qui su EA Sports. Non si ferma il nostro viaggio nel mondo Pioggia. del calcio, nuovo appuntamento live, Vai. una bellissima cornice di pubblico. Pallone C'è molta scivola, lo attesa per senti, questo match percepisci che promette nell'aria. emozioni e spettacolo. Benvenuti all'ascolto di questa sfida con me ovviamente sempre Lele Adani. Puttana la Serie miseria, B, è scappato via campionato subito. protagonista quest'oggi. Speriamo che lo spettacolo sia all'altezza del nome delle due squadre in campo. sfida di cui si è detto e scritto molto alla vigilia. Si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza. Questo è il mio augurio. Occhio ragazzi, la voglio vincere anche questa. Padroni di casa che iniziano il match Attenzione, con subito questi contropiedone. Subito contropiedone. Pavlidis. Palla che Peccato. sbatte sul corpo Tesman! del difensore. Non ci credo. Tesman! Fuori area Tesman! Colpisce! Grande Venezia. 1-0. I tifosi ospiti urlano. Grandi cazzo. Il gol ci viene mostrato da un'altra Guarda che inquadratura. gol, signori. Guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo Di coordinazione, prima, potenza. boom! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ci siamo svegliati. Bianchi. Altare ammonito. Rientra a toccare l'oro dall'infortunio. Occhio al pallone filtrante. Ocio, Holzer. Bianchi. Bravo. Scivolata sul pallone, tempismo perfetto anche se arrischiato. Vangelis. E questa è la reazione ha del pubblico al sbagliato mancato tutto. fischio di poco fa. Per loro, che fosse rigore mi pare evidente. Provano a farsi vedere in avanti. Guarda, Moncini. Porta palla, aspetta il No. momento giusto. Super qui il portiere. Ma veramente. Però stiamo soffrendo un po' troppo, Subito. Scambiano palla ancora pazientemente, anche se sono sotto nel punteggio. L'appoggia al compagno nei 16 metri. Non parlarmi sempre bene. Mamma mia ragazzi, veramente però. Qui l'intervento del portiere che ha Si sta salvato andando bene. Fermo un attimo. Qua si è davvero superato. Devono cercare di sfruttarle. colpo di testa. Grande portierone. Intervento del portiere. Occhio al regalo del Tutto il portiere. diluvio. Occhio. Bisoli. Non è possibile. Va, guardali. Gli Grande strappa il colpa, pallone vai, dai piedi colpa. senza commettere fallo. Ecco, mamma mia, pressing asfissiante del Brescia, però sono tanto scoperti secondo me. Viene avanti, palla al piede. No! La parata del portiere. Ragazzi, abbiamo veramente Yashin e Buffon tutti messi insieme. Se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Pallone in mezzo. Calcio d'angolo senza conseguenze. Fioi, Papeti, grande Papeti. Se l'è bevuto.
Era chiaro che lo prendavamo, troppa sofferenza. Troppa sofferenza. Ho fatto un po' di turnover perché erano stanchi anche i giocatori. Bravissimi, che pressing. Ecco. 1-1 giusto, giustissimo, strameritato, purtroppo. Vai, calma. Cerise. No, perché ste robe, calma ragazzi. Ripresa che serve a questo giocatore che dovrà confermare quanto di buono si è visto fin qui. Che miseria, Brescia squadra tosta. Occhio qui, c'è spazio. Bello. E c'è la rete, la seconda. Bellissimo gol di Moncini. Pavlidis, Vangelis, preso un po' troppo ma la recupera, bravo Vangelis. Perché sti errori adesso? No, ma... La spazza via in calcio d'angolo. Questa ho paura che la perdiamo. Serve il compagno in area. Respinge Ancora il super portiere. Vai Giorgione Altare. No, perché sti passaggi scandalosi? Perché? Ecco. Ci mette il fisico. Ci vuole il fisico, ci vuole. Zampano. Niente da fare. Oggi purtroppo non gira nulla. Allora, Joel, comunque le riserve, male. Siamo anche stanchi. Altare morto, cacchio. Bene, ecco perché stiamo perdendo, disastro assoluto. Siamo stanchissimi, poco turnover forse, vai. Guadagna campo. Serve il compagno in posizione interessante. No. Ancora miracolo. Brescia oggi superiore su tutto proprio. Superiore in tutto oggi il Brescia dei record. L'arbitro applica il vantaggio. Oggi proprio non riusciamo a rubare palla mai. Tenta la conclusione. Si mette sulla traiettoria, ma attenzione. Mamma mia che Brescia. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Dai, proviamoci almeno. Vai, Jonsen appena entrato. Jonsen si invola. Vai Jonsen. Non vola nessuno purtroppo. Grande colpa. E la regala. Niente. Non ci siamo oggi, 85, peccato finire con una sconfitta. Dopo il bellissimo gol di Tesman poi. Azione interessante questa, attenzione. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Tiro senza troppe pretese, facile. Ma è finita purtroppo, ci vuole il miracolo. 60 secondi da recuperare. Bravissimo, vai Jonsen, ti prego, It's Miracle. Vai Jonsen. Ma perché proprio là? Ma perché proprio là, Dio? Ma vaffanculo. Andiamo a vedere le classifiche, che non saranno certo bellissime, però perché ho fatto 3 vittorie in 5 partite, un pareggio, vediamo. Venezia quarto, 20 punti. No. Allora, siamo messi per la zona playoff, siamo messi benissimo direi.
Il problema è che già i primi Palermo e Spezia sono già in fuga. Più 9 hanno. Quindi andare diretti non sarà semplice, però per i playoff ci siamo alla grandissima. Parma, crisi nera invece. Boh. Raga, sotto il comandante veneziano, prossima col Palermo, chiaramente contro i primi della classe, sarebbe fondamentale vincere. Ciao!